Eccoci qua, siamo ritornati. Dove aggiunge qualcosa, vero Vicepresidente? Stava dicendo fuori onda. Dico, anche il discorso, come riprendeva prima il collega Gabriel, sul commercio. Allora, a parte i saldi che ogni regione poi faceva l'inizio dei saldi a sua invenzione e per gabellare la regione vicina iniziava 2 giorni prima e c'era il turismo dei saldi, da una regione andavano a un'altra. Ma anche sul territorio, noi abbiamo visto il nostro territorio veneto deturpato da quello che è i centri commerciali messi alle porte delle città. Però un po' questo a livello è un problema nazionale proprio, perché nel sud Italia è stato un disastro ugualmente. Nel sud Italia sono molto più indietro, ancora l'hanno da conquistare. L'insediamento che c'è sul Veneto della grande distribuzione è paurosa. Certo. E poi lo possiamo vedere questo. Adesso addirittura uno degli ultimi provvedimenti è che sui terreni agricoli si può fare i centri commerciali. Questo mi sfuggiva. Qualche giorno fa. Presidente Grandi. Ovviamente è Questa è recente proprio? Questa è recentissima? Dopo la precisiamo. Dopo, esatto, dopo non la precisa. La nostra problematica è proprio questa, dobbiamo far rifiorire i nostri centri storici, perché è un discorso anche sociale quello dei centri storici, a mio avviso. Il centro storico porta vitalità, porta il singolo commerciante può seguire anche le persone più anziane, ha un discorso anche di psicologia che tante volte ci siamo dimenticati di seguire. Purtroppo noi rileviamo questa logica, cioè la vetrina che chiude è un problema sociale. La vetrina spenta nel centro storico fa in modo che anche la criminalità possa intervenire in modo maggiore, quindi garantisce sicurezza la vetrina aperta. E questo è uno dei motivi che dobbiamo far presente per rivitalizzare i nostri centri storici. Il nuovo bando dei distretti lo abbiamo seguito proprio come Confcommercio per questo motivo, perché ci crediamo, vogliamo dare nuova vita ai centri storici affinché le persone, anche i cittadini, possano tornare a vivere il loro centro. Questo è importantissimo per noi. Purtroppo i centri commerciali hanno delocalizzato queste logiche penalizzando i nostri centri storici. Se guardiamo la tabella 3, supportiamo quello che ha detto il Presidente. Ecco, io però faccio un'altra provocazione. C'è tutto l'interesse del nostro Paese in un contesto europeo, l'abbiamo capito dal governo Monti in modo chiarissimo, in avanti, a fare entrare questi capitali stranieri, la GDO, in tutti i termini possibili. Non facciamo nomi perché non stiamo parlando soltanto di supermercati, ma di ben altra cosa, a discapito dei piccoli. Quindi è un gatto che si morde la coda, perché non c'è un interesse generale a favorire purtroppo il piccolo, di fatto. Ma sta cambiando. Sta cambiando. Non è un interesse generale, hanno interesse di pochi. È un interesse di pochi, ma non Qui interesse... abbiamo l'associazione dei consumatori che dovrebbe intervenire su questo. Intanto, diciamo, come dotazione di grande distribuzione nel Veneto, come è primo nel turismo, è ai primissimi posti come dotazione di grande distribuzione. Spieghiamo questo. Allora, ogni 10.000 abitanti ci sono 4,2 punti di vendita di grande dettaglio. Credo che insieme alla Lombardia e più di tutte le altre regioni abbiamo una dotazione massima immaginabile nel nostro Paese. Come superficie siamo ancora peggio, 5.000 metri quadrati di vendita di grande dettaglio ogni 10.000 abitanti. Siamo ai primissimi livelli in Italia, cioè vuol dire che abbiamo il maggior numero praticamente di esercizi di grande dettaglio e i più grandi mediamente. In compenso abbiamo il minor numero di negozi complessivamente, perché il grande dettaglio ha ucciso i piccoli negozi, per cui siamo la distribuzione più concentrata in Italia. Io credo che abbiamo raggiunto il massimo. Pensa, l'80% di super e ipermercati, l'80% sono fuori dai capoluoghi provinciali, quindi sono nella periferia. Questa è la periferizzazione del commercio, cominciata quando? Beh, uno dei primissimi, anzi ipermercati italiani, nel 1975, è nato a Città di Mercato, il Città di Mercato di Bussolengo a Verona. Quindi diciamo che il Veneto ha già dato nei confronti della grande distribuzione. Però cosa sta succedendo adesso? Il consumatore, vediamo se me lo conferma poi il rappresentante dei consumatori, sta pian pianino riappropriandosi dei centri storici. Perché? Perché il consumatore
non fa più un acquisto e basta. Quando fa un acquisto va a cercare un'esperienza, che vuol dire un apprendimento, vuol dire anche un intrattenimento, vuole sostanzialmente, se non per l'approvvigionamento quotidiano, cercare di trovare delle soddisfazioni che vanno al di là dell'acquisto di un prodotto, di una merce. Quindi lei dice questo può solo E questo fornirlo. diventa molto più facile dove ci sono delle radici culturali, L'acquisto dove c'è emotivo, un'identità. emotivo. Ecco, allora questo Ecco, il avviene valore naturalmente sociale. più in un centro storico che in un centro commerciale artificiale. Chiari. E allora se la politica vuole cavalcare questa onda, come ha cavalcato quella della grande distribuzione da 20-25 anni a questa parte, deve credere nel commercio dei centri storici, perché il futuro è proprio questo e noi ci crediamo in questo, non lo facciamo solo come rivendicazione, come vetrine aperte, vetrine spente, eccetera, proprio perché crediamo che il consumatore, spero che me lo confermi, E adesso ha vediamo. bisogno di questo e noi vogliamo essere pronti, modernizzarci, essere ancora più accoglienti, fare un po', diciamo, ecco, esercizio di accoglienza a questi consumatori che si muoveranno da città a città, che invece di girare da centro commerciale a centro commerciale andranno da Treviso al centro storico di Padova, a quello di Verona, a quello di Vicenza, a quello di Mestre anche, perché no? Anche quello di Mestre è un centro... Collegarmoci Prima dare la anche alla parola al cultura. Presidente di Adico. Ma è, Sì. è anche un discorso di concorrenza, perché Sì, infatti. la distribuzione del prodotto è in mano a 5 o 6 gruppi. No, e ma è quello basta. che dice... No, ma io ve lo sottolineo perché c'è un interesse ben preciso, prego. Mi permetta poi, dottoressa, che facciamo una piccola parentesi sulla sanità, perché è uno dei prossimi argomenti che l'Adico vuole portare avanti quando si parla di eccellenze, ma poi specifichiamo un po' meglio sulla funzionalità. Dopo che hanno fatto l'intervento anche Allora, loro. noi abbiamo perché visto dei devono dati molto interessanti e li condividiamo anche, però manca un altro elemento importante su quelle proiezioni. Come stipendi negli ultimi 10 anni sono aumentati del 26%, ma oltre il 55% sono stati assorbiti da quelli che sono un po' le nuove tasse, le nuove balzelli, quant'altro. Quindi il potere di acquisto paradossalmente è diminuito Perfetto. di oltre il 55% negli ultimi 10 anni rispetto a quello che dovrebbe essere un andamento. E quindi chiaramente questa cosa si ripercuote un po' su tutto. Oggi volevo dire una cosa, stiamo parlando di commercio e parliamo di centro storici. Noi, mi ricordo che circa un mese fa, poco più, abbiamo fatto un'indagine su Padova e Treviso, abbiamo scoperto come circa il 30% oggi dei negozi hanno le saracinesche chiuse, addirittura ci sono punte del 40% in alcune vie al di fuori dei centri storici. Ma la cosa Padova dopo ci dirà Gattolin anche ma la di più, cosa vero? peggiore, la cosa peggiore è che di questi aperti oltre l'80%, io dico tranquillamente dei nomi perché posso assumere la responsabilità, sono Tozenis, Calzedonia, Benetton, Neogiardini, Geosca Amicizia, Yamamei, Zara, operatori di telefonia, agenzie interinali, agenzie immobiliari. Se noi cerchiamo il piccolo artigiano che ha deciso, perché ha un'idea imprenditoriale, di mettersi per conto suo, perché è un ottimo sarto, eccetera, di fronte a quella che è la concorrenza spietata di una politica del prezzo che tende veramente a regalare quasi le cose che questi grossi distribuzioni possono proporre rispetto a io che devo farmela, certamente non mi permette di competere a darmi pari. Di fronte alla possibilità di dover rimanere aperto tutte le domeniche, quando non ho dipendenti, certamente mi vede nella condizione di non competere con le stesse armi. Ma una conseguenza che non è emersa è come i centri storici soffrono di inaccessibilità. Sì, chiarissimo. Difficile non accesso. si riesce ad accedere ai centri storici per colpa di quello che è un sistema che le amministrazioni locali perpetuano nei confronti, per esempio, degli automobilisti, dove non fanno altro che raddoppiare, triplicare i parcheggi, mettere telecamere di un tipo rispetto di un altro, dove le apparecchiature non hanno senso di fare prevenzione ma solo di inasprire. Quindi io dal momento che devo utilizzare l'auto, pagare, rischiare punti, sostenere un sacco di costi per quelli che sono gli agguati che le amministrazioni mi propongono dietro a ogni angolo, ma chi me lo fa fare andare su un centro storico quando sui centri commerciali c'ho i parcheggi a pagamento e c'ho queste situazioni che purtroppo noi non siamo, noi siamo a favore dei piccoli dei centri storici ed è giusto che i
centri storici e che i comuni No, è tornino ad chiarissimo. impadronirsi delle piazze. I politici non possono pensare di far vivere i centri storici costringendo i negozianti a rimanere aperti, perché loro effettivamente, noi abbiamo avuto per esempio la categoria dei fioristi e la categoria del pizza e taglio come Adico sono rivolti a noi per quello che è stato l'aumento esponenziale della tassa dei rifiuti. Ci hanno chiesto a noi di fare qualcosa perché non sono in grado di pagare più una tassa dei rifiuti, che vedono una categoria piccola che sostanzialmente non produce neanche rifiuto pagare 4-5 volte di più rispetto a quello che hanno sempre pagato, quando tutti i problemi che hanno elencato, dalla legalità alla burocrazia, una fiscalità complessa eccetera, sostanzialmente non aiuta chi vuole tentare di fare qualcosa. Io direi una cosa a chi oggi e domani poi andrà in regione: li costringiamo almeno una volta alla settimana a continuare ad andare per i mercati, per le piazze, perché questi ci vanno adesso, poi fra 2 mesi si scordano anche dove sono stati. Ogni settimana decidi tu, ma tu continui ad andare per i mercati e per le piazze, ti mescoli in mezzo alla gente e rispondi del tuo lavoro, prima cosa. E la seconda cosa, ricordiamoci, era emerso qua una volta anche una diatriba dei consiglieri regionali. Non è pensabile che un consigliere regionale oggi prenda 8-9 mila euro al mese e ce ne sono 60. A far che? Quando sono i nostri amministratori, governano con i nostri soldi, le nostre tasse, un'economia che, io magari sono di Venezia, ma credo che a Padova, a Treviso comunque fa acqua. Quindi è giusto che un amministratore risponda del suo lavoro portando, come un buon amministratore dovrebbe fare, un bilancio attivo non solamente di numeri ma anche di fatti. Oggi i fatti sono del tutto privi per chi veramente ha la difficoltà di sopravvivere su questa giungla. Chiarissimo, dopo dovete anche rispondere ad alcuni temi che ha tirato fuori. Questi va bene. Barbierato, perché è venuto fuori Padova, mi viene da sorridere perché quello che diceva il Presidente è vero. Sabato sono andata in centro a Padova, ho posteggiato la macchina e tornando in un luogo non centrale, abbastanza periferico, ci sono 2 automobilisti che si sono trovati, c'erano tantissime multe, sono trovati la multa. Non erano, presumo, di Padova, hanno detto mai più in centro a Padova, mi se costa più che andare, non so dove, in un'altra città. Ed è con amarezza perché non recavano problemi né niente, di solito si posteggiava lì ma si erano sfogati proprio il sabato pomeriggio, rendendo quindi la città veramente di difficile accesso, quindi qui rientra un po' il discorso. Una battuta però, volevo sapere un po' per lanciare anche il tema delle varie città, perché... Credo che la politica di Confcommercio, che è quella di mettere un po' al centro il centro storico, scusate la ripetizione, delle politiche per i candidati, non sia solo quella di evitare il proliferare di grandi strutture di vendita che ormai anche in Stati Uniti vediamo che vengono abbandonate perché non rispondono più ai gusti dei consumatori, la standardizzazione non va più bene e quindi si ritorna un po' alla personalizzazione. Non è solo quindi evitare che venga consumato suolo, ma adottare delle politiche per i centri urbani che siano figlie di condivisioni, figlie di politiche dove l'accessibilità viene favorita, ma non solo l'accessibilità in termini di sosta e parcheggio, anche in termini più ampi. Noi abbiamo fatto un progetto dove nei centri storici abbiamo voluto migliorare l'accoglienza dei clienti andando ad eliminare delle piccole barriere architettoniche che ogni negozio ha inconsapevolmente verso chi? Verso anziani, verso persone che hanno bambini, verso famiglie, persone che hanno difficoltà motorie. Quindi è un tema che non va affrontato, come credo noi dobbiamo fare, solo bloccando il consumo del territorio, che ormai è già saturo e anche oltre di quello che dovrebbe avere, ma facendo politiche intelligenti. In tutte le province del Veneto abbiamo voluto anche stimolare le amministrazioni a ridurre la pressione fiscale sulle imprese, perché quando si ferma un'impresa sul territorio è come sparare alla locomotiva, si ferma quella, si ferma tutta una comunità. E quindi il tema è anche quello di proporre delle agevolazioni o qualcosa che invogli anche ad affittare dei locali che sono sfitti da parecchio tempo. Questo è un problema che comincia a vedersi in molte città, zone di città che sono progressivamente abbandonate. Allora anche lì la volontà di far cosa? Un tavolo di confronto dove cercare di stimolare
questa riattivazione della circolazione, perché è come un corpo morto, diversamente. Voi avete avuto, adesso mi interrompo un secondo, una collaborazione con l'amministrazione, dal punto di vista della tassazione mi sembra Noi che con ci sia l'amministrazione stato... abbiamo puntato molto in tutti e 104 comuni perché la tassazione locale venga rivista, dove si può, perché sappiamo che i comuni poi sono stretti da mille obblighi e quindi sostanzialmente rispondono molto, sono degli esecutori di quanto il governo centrale va poi a decidere. Ma su alcuni comuni come Padova l'IMU è stata abbassata recentemente e quindi abbiamo ottenuto un piccolo sgravio di una però aliquota e di un peso che gravava sulle aziende che è sproporzionato e che rischia di mettere in difficoltà tutte quelle aziende come i fioristi, pubblici esercizi, che si trovano a pagare delle tariffe di Tari, Tasi e poi se sono anche proprietari dell'immobile pagare un affitto tra virgolette sull'immobile di proprietà perché hanno l'IMU che costringe un'azienda a quei margini bassi che ci sono a fare scelte dolorose spesso. Questo non possiamo permettercelo perché il nostro tessuto economico è un tessuto di piccole imprese, di imprese familiari che non hanno reti di salvataggio, non hanno nulla. Se cadono quelle imprese, cadono in silenzio, non hanno tutele, se non le tuteliamo noi e se i sindaci non capiscono che tutelando queste si tutela un'intera comunità, quindi non è una battaglia di bottega, è una battaglia per far vivere le comunità locali, allora commettiamo un errore strategico che può essere deleterio per l'intera economia. La nostra economia è fatta di piccole imprese, non è fatta di multinazionali. Lo sappiamo tutti, è che forse questo vabbè, è un concetto che non è compreso ad altri, anzi non lo si vuole comprendere ad altri livelli. Denardi. Per quel che vi riguarda, per quel che riguarda, perché lei tra l'altro si occupa anche di un settore strategico, perché poco si parla dell'ente bilaterale, però vuol dire opportunità di investimento anche, perché questo è un altro aspetto importante. Beh, io mi aiuto con una considerazione che Confcommercio Veneto ha fatto nel documento che ha presentato al mondo della politica, al mondo delle istituzioni, disegnando o quantomeno abbozzando delle linee per un disegno di ripresa di questa nostra regione. E in questo documento molto concreto c'è una frase che è drammaticamente vera e drammaticamente allarmante, ed è questa: che senza un profondo rinnovamento dell'economia i nostri figli saranno più poveri di noi. E questa è la prima volta che succede da quando è finita la Seconda Guerra Mondiale. È una condizione alla quale non eravamo abituati e che mai ci saremmo immaginati. Uno pensa al progresso continuo invece. Esatto, ed è una condizione dalla quale bisogna uscire. Devo dire che le organizzazioni del mondo imprenditoriale, Confcommercio in primis, e le rappresentanze dei lavoratori dipendenti già oltre 20 anni fa avevano individuato nella bilateralità, negli enti bilaterali, uno strumento in quel momento al disegno di uno sviluppo che si è rapidamente convertita come funzione in un disegno per attenuare l'impatto della crisi. E quindi con estrema intelligenza, con estrema razionalità, Confcommercio e le organizzazioni sindacali del settore aderenti a CGIL, CISL e UIL hanno individuato sia la fase del sostegno al reddito e di integrazione degli ammortizzatori sociali previsti dallo Stato per consentire alle famiglie di affrontare almeno con una briciola di disagio in meno le situazioni di crisi, e dall'altro, devo dire con ulteriore ancora di più sensibilità, ed è un merito che va ascritto alle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, è stato quello di aver capito che senza impresa non c'è lavoro e che dietro ogni posto di lavoro che c'è impresa, e quindi hanno consentito anche che le risorse della bilateralità andassero in qualche modo, sia pure in modo modesto, in favore delle imprese per rilanciare l'occupazione.
E questo è un dato estremamente importante ed è importante capire che questo strumento è stato pensato dalle parti sociali, cioè i datori di lavoro da un lato, le organizzazioni dei lavoratori dall'altro, ancora 20 anni fa. Quindi avevano in qualche modo avevano intuito che era necessario in qualche misura sostituirsi a dove lo Stato non sarebbe stato in grado di intervenire. E lo avevamo pensato, come dicevo, pensando allo sviluppo, in realtà lo stiamo facendo per affrontare la crisi, ma comunque per fortuna questa bilateralità c'è ed è uno strumento sul quale siamo noi e le organizzazioni sindacali seriamente impegnati. Assolutamente, ma poi dovremo dedicare, insomma, arriva un capitolo alla bilateralità, perché tanti ce l'hanno chiesta e quindi forse non è da tutti compresa, invece dà delle ottime opportunità effettivamente. Andiamo subito in pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi.